curdi, cristiani e altre minoranze come gli yazidi se la sarebbero passata molto, molto peggio. Ho scritto ieri all'alto rappresentante Catherine Ashton, ha detto la ministra Mogherini, per chiederle formalmente la convocazione di un Consiglio Affari Esteri che si dovrebbe occupare di Iraq, di Gaza e di Libia, 3 crisi che riguardano direttamente tutta l'Europa, ha detto ancora Mogherini, spiegando che diversi paesi si stanno muovendo, ma serve l'iniziativa europea. Si aspetta una risposta positiva, ha detto la ministra Mogherini, da quella che è la ministra degli esteri della Commissione europea, la commissione uscente Barroso. Sia io sia il ministro della difesa Pinotti, ha detto ancora la ministra degli esteri, siamo pronte a riferire in Parlamento in qualsiasi momento sulla crisi irachena. Siamo a disposizione del Parlamento. Quella per la situazione in Iraq è una preoccupazione condivisa da tutte le forze politiche italiane, dice ancora la ministra degli esteri Mogherini. Nel frattempo il segretario di Stato statunitense Kerry ha avvisato il premier iracheno, lo sciita Maliki, sostegno ma non crisi politica. Il segretario di Stato americano Kerry ha ribadito il sostegno di Washington al presidente iracheno Fawad Masum, mettendo in guardia il suo primo ministro Nouri al-Maliki di non aggiungere una crisi politica alle emergenze militari e umanitarie nella zona. Il presidente iracheno Fawad Masum lascerà il Parlamento nominare un primo ministro che formi un governo inclusivo accettabile da tutte le componenti della società, ha detto l'inviato dell'ONU a Baghdad Nikolai Mladenov, citato dall'agenzia Nina, mentre aumentano le pressioni sul premier al-Maliki perché si faccia da parte. Il rappresentante, l'inviato delle Nazioni Unite, ha inoltre invitato il primo ministro iracheno a rispettare le responsabilità costituzionali del Presidente della Repubblica, dopo che lo stesso Maliki ieri aveva detto che avrebbe denunciato il Presidente per una violazione della Costituzione. Nella tragedia dell'Iraq c'è anche questo, una incertezza, anzi una contrapposizione politica fra il Presidente e il Primo Ministro. Poi però torniamo al racconto che fa in questo caso Pietro del Re su Repubblica, un racconto che ha un testimone in fuga tra i monti, uno yazida, Adi, che è in fuga appunto tra i monti dopo il massacro più feroce. Nel frattempo, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, da Reggio Calabria, è giunta in porto a Reggio Calabria la nave San Giusto con a bordo 1700 immigrati, tra cui un centinaio di bambini di varie nazionalità, soccorsi nel Mar Mediterraneo. Sono in corso le operazioni di primo soccorso e di accoglienza da parte delle forze dell'ordine, personale medico e volontari della protezione civile. Circa 300 migranti, scrive l'ANSA, saranno sistemati a Reggio Calabria, gli altri troveranno ospitalità in altri centri che saranno individuati. Prosegue cioè l'operazione Mare Nostrum. Per quanto concerne invece gli altri organi di informazione online, vi segnalo rapidamente dal quotidiano La Notizia, giornale.it, un articolo di Stefano Sansonetti che si occupa di una poltrona da leccarsi i baffi. Baffi è il cognome della funzionaria, figlia peraltro di Paolo Baffi, che fu governatore della Banca d'Italia. Il caso dell'ex capo del personale del Tesoro, prima una consulenza e poi un maxi incarico in Ferrovie dello Stato. Costretta a lasciare un incarico da capo dipartimento al Ministero dell'Economia, è riuscita a riciclarsi con indubbia sapienza e grande celerità. Ha ottenuto una bella consulenza dallo stesso Ministero del Tesoro per un incarico di fatto mai svolto, ma in parte retribuito, e poi si è sistemata ai piani alti delle ferrovie, occupando una poltrona dirigenziale di peso. Si tratta di Giuseppina Baffi, fino a qualche mese fa a capo del dipartimento dal quale dipende tutto il personale del mastodontico Ministero dell'Economia. La dirigente, con l'arrivo del ministro Padoan, ha dovuto lasciare spazio a un nuovo responsabile. Alla Baffi, che è figlia del governatore di Banca d'Italia, è stato però fornito uno scivolo che più comodo non si può, e lo racconta poi in dettaglio Stefano Sansonetti. Sempre sul quotidiano La Notizia, il bilancio di un anno decisamente salato sotto il profilo delle tariffe. L'economia va a picco, ma crescono le tariffe. Acqua, rifiuti e trasporti sono saliti del 6%. Continuano a salire dunque le spese delle famiglie. Secondo l'istituto di Unioncamere, specializzato nella distribuzione e nei servizi, l'esborso totale in un anno è salito mediamente del 6%. Metà dell'inflazione generale registrata nella prima metà del 2014 si deve quindi alle tariffe pubbliche. A giugno 2014, rispetto all'anno precedente, l'incremento complessivo a livello locale e nazionale è stato del 4%.
Le tariffe a controllo nazionale si sono fermate a un più 1,6%, soprattutto per effetto del rincaro dei pedaggi autostradali che sono cresciuti del 4,5%. Tra le tariffe locali si segnalano soprattutto gli aumenti della tariffa sui rifiuti più 15%, acqua potabile più 6% e servizi sanitari locali. In sostanza un anno decisamente salato, l'economia a picco, ma le tariffe locali crescono costantemente, scrive il quotidiano La Notizia, mentre Dagospia apre la sua prima pagina con un fotomontaggio, Renzi nei panni del Marchese del Grillo, io so Renzi e voi non siete un cazzo. La risposta del premier Spaccone alla strizzata di palle di Mario Draghi. Qui decido io, dice il premier. Può darsi che abbia ragione lui, scrive Dagospia, novello Marchese del Grillo, ma intanto adesso dovrà salire al Quirinale a rapporto da Re Giorgio per mostrare i provvedimenti per l'economia. In primis il Jobs Act di Poletti, che comprende una sospensione di 3 anni dell'articolo 18 per i nuovi assunti. Si tratta di una misura sulla quale non sono d'accordo alcuni ministri e parte del PD, che non vuole scontri con la CGIL della Camusso, è invece d'accordo Forza Italia. E poi Dagospia si occupa anche di Alitalia d'Arabia, con Benetton che dice Montezemolo alla presidenza di Alitalia darebbe valore alle pressioni di Marchionne e Elkann per farlo dimettere dalla Ferrari, scrive Dagospia. E poi c'è il grande gioco dell'estate, fai la tua riforma della giustizia con il ministro Orlando. Mentre il quotidiano online L'Intraprendente, diretto da Giovanni Sallusti, presenta in prima pagina stamani diversi articoli di un certo interesse, a partire dall'editoriale di Corrado Ocone, che difende, una difesa liberale, difende l'avvocato Taormina dal gay correct. Cos'è successo? È successo, e c'è da restarne allibiti, scrive Corrado Ocone, che è stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti dell'avvocato e già anche esponente politico e sottosegretario Carlo Taormina. Gli è stata praticamente data all'avvocato Taormina una multa da 10.000 euro per avere affermato in una trasmissione radiofonica che nel suo studio di avvocato non avrebbe mai assunto gay, perché la loro è una tendenza sessuale contro natura. Ben inteso, scrive Ocone, si rimane allibiti anche del fatto che qualcuno pensi seriamente queste cose oggi nell'anno 2014, ma a parte il fatto che la vita è bella perché varia, dovrebbe essere chiaro che la libertà di opinione è un valore non negoziabile. La libertà in assoluto è la libertà di opinione, è la prima delle libertà. Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole, come vuole. L'avvocato Taormina è stato multato da 10.000 euro per aver fatto quell'affermazione. Ma sempre in prima pagina sul quotidiano L'Intraprendente c'è anche l'articolo di Matteo Borghi sulla mazzata fiscale che ci aspetta in autunno. Se Renzi non taglierà la spesa, tra l'autunno e l'anno prossimo soprattutto arriveranno altre tasse. Se non ci mette una pezza Cottarelli, temiamo proprio che sarà una nuova tosatura, scrive Matteo Borghi. Mentre Francesca Carrarini si occupa del referendum veneto sull'indipendenza, il governo Renzi lo sta boicottando perché il governo ha impugnato la legge per la consultazione di fronte alla Corte Costituzionale. Il risultato della sentenza è scontato, almeno finché continuerà il giochino assistenzialista a spese del Nord. Le prossime elezioni regionali in Veneto si sono trasformate da importanti a fondamentali per gli indipendentisti. Nella giornata di venerdì 8 agosto scorso, il governo, su proposta del ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, ha approvato l'impugnazione delle leggi regionali 15 e 16 del 2014 che istituivano rispettivamente il referendum per l'autonomia e per l'autodeterminazione del popolo veneto, una legge in contrasto con la Costituzione, ha detto in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. In particolare il contrasto è con gli articoli 5 della Costituzione, la Repubblica è una indivisibile, 114, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, e poi ancora la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione e via dicendo. Insomma, Del Rio ha annunciato che il governo si opporrà a questa legge, anzi alle leggi regionali 15 e 16 del 2014 che istituivano il referendum per l'autonomia e l'autodeterminazione del popolo veneto. Roma festeggia il ritorno del più bieco centralismo, è stata la reazione a caldo del governatore del Veneto
Luca Zaia, che è deciso a resistere in causa. Oppormi al sopruso del governo non è solo un compito che svolgo con convinzione e con la consapevolezza di fare la cosa giusta, ha detto il presidente Zaia, ma è anche il senso del dovere morale e istituzionale che mi impegna a difendere in tutte le sedi il progetto promosso dal Consiglio regionale per la consultazione popolare. Il termine ultimo per l'impugnazione delle leggi era il 24 agosto, ora la palla passa alla Corte Costituzionale, la quale dovrà decidere nel merito delle violazioni della Costituzione presunte dal Consiglio dei Ministri. Non posso accettare che sia impedito in modo arrogante di ascoltare la voce di un popolo, si legge nel comunicato stampa della presidenza veneta di Zaia, che mette sotto accusa la libertà di espressione dei cittadini. L'insegnamento di Voltaire, non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere, è sconosciuto a questo governo, fa sapere il presidente del Veneto Zaia. Questo governo ha dimostrato di non sapere cosa sia la libertà, la democrazia, il rispetto delle altrui opinioni. Il governatore non lo scrive a chiare lettere, ma si suppone facilmente, scrive Francesca Carrarini sul quotidiano L'Intraprendente online, si suppone facilmente l'intenzione di ricorrere ufficialmente contro la decisione del governo. Ho già comunicato al presidente Zaia la mia disponibilità e quella di altri giuristi ad assumere la difesa gratuita della legge davanti alla Corte Costituzionale e alla Corte Internazionale di Giustizia, ha detto l'avvocato Luca Azzano Cantarutti, presidente di Veneti Indipendenti e già membro della commissione di esperti che l'anno scorso fu istituita dal governatore Zaia per valutare la possibilità concreta e legale di indire il referendum per l'autodeterminazione. Non ho il minimo dubbio sulla legalità del referendum, ha chiarito ancora l'avvocato Cantarutti, credo nell'obiettivo e per questo mi rendo disponibile al patrocinio gratuito della causa. Un'offerta che sarà valutata da Zaia, il quale dovrà porre come condizione fondamentale per la decisione i costi che la Regione dovrebbe accollarsi per il ricorso alla Corte Costituzionale. Non solo sul fronte politico, ma anche giuridico. Le eventuali voci di spesa relative al pagamento di parcelle emesse dai legali ai quali verrà affidato il patrocinio della causa potrebbero infatti essere impugnate dalla Corte dei Conti, causando così l'ennesima battuta d'arresto per tutto il già lungo procedimento del referendum. Il pronunciamento della Corte Costituzionale è atteso entro 12 mesi, un anno, ben oltre quindi la data in cui si svolgeranno le elezioni regionali. La vittoria eventuale di un partito contrario al referendum metterebbe la parola fine sul decorso della legge, stante la possibilità della Giunta di ritirare le proprie pretese sulla causa. Le elezioni regionali saranno decisive, ha detto ancora l'avvocato Cantarutti. Le istituzioni del Veneto devono andare avanti nell'assumere i provvedimenti previsti dalla legge 16 del 2014, dice Michele Favaro di Indipendenza Veneta, che facendo da eco al portavoce del partito chiede alla Regione di costituirsi davanti alla Corte Costituzionale. Insomma, Renzi boicotta il referendum veneto, il governo ha impugnato la legge per la consultazione del Veneto, il referendum sulla autodeterminazione e l'autonomia del Veneto davanti alla Corte Costituzionale. Il risultato della sentenza appunto appare scontato, scrive L'Intraprendente, che di nuovo con Matteo Borghi poi si occupa dell'ultima fregatura firmata all'Italia. Quando ci si libera di un vecchio oggetto indesiderato non si può che essere felici, sia che lo si venda sia che lo si rottami, l'operazione permette di far spazio a qualcosa di nuovo. Peccato però che quando si parla di Alitalia questa regola non valga, ci tocca pagare per liberarcene. La vendita della compagnia di bandiera agli arabi di Etihad, invece che fruttare soldi, costerà al contribuente altri 600 milioni che si aggiungono ai 4 miliardi sborsati nel 2008 dalla pessima operazione del governo Berlusconi e a tutti gli incalcolabili sussidi pubblici versati dalla nascita della compagnia in poi. Questa poi è la lista dei costi che Pantalone per l'ennesima volta dovrà accollarsi da ultimo. Si va dai 300 milioni di euro di risparmio sugli stipendi che il primo anno si trasformeranno in altrettanti oneri per la cassa integrazione, un ammortizzatore sociale classico a cui va aggiunto il fondo volo, un contributo ad hoc finanziato con tassa occulta di 3 euro su tutti i biglietti che permetterà ai dipendenti del comparto aereo di ottenere almeno l'80% dello stipendio fino al 2018 anche senza lavorare. I contributi pubblici non finiscono qui perché Poste Italiane, già protagonista del salvataggio con 75 milioni di euro, ne verserà altrettanti a breve termine per un prestito ponte di 200 milioni
che le permetterà di avere altre quote di Alitalia. Poi c'è una serie di sgravi fiscali per il personale, insomma, in totale si paga da ultimo altri 600 milioni per vendere Alitalia agli arabi di Etihad, scrive Matteo Borghi. Ultima segnalazione, sempre dal quotidiano L'Intraprendente, l'articolo di Carlo Lottieri, che si pone una domanda: lasciano alla Scozia le sue tasse, perché in Lombardia e Veneto non si può fare? Il governo del Regno Unito, per arginare il referendum indipendentista, propone alla Scozia di decidere la propria tassazione e di disporre della propria ricchezza. Se Roma facesse lo stesso, il nord rapinato risorgerebbe, così come il sud, scrive Carlo Lottieri in primo piano, in prima pagina sul quotidiano L'Intraprendente, il giornale di opinione dal nord diretto da Giovanni Sallusti. Fatta questa panoramica sui siti internet, adesso torniamo a quel capitolo tragico, dolente, terribile, che è la fuga dall'Iraq, dalle loro terre, di cristiani e non solo, yazidi e tutte le minoranze. Il racconto oggi fornitoci da Repubblica, il reportage di Pietro Dal Re, inviato di Repubblica, si avvale anche della testimonianza di Adi. Adi è in fuga, come tanti altri, dalla propria terra. Persone spinte in fosse comuni, sepolte vive dagli jihadisti dello Stato islamico. Questo è il racconto, le cose che ha visto Adi. Adi ha scarponi sfondati, racconta l'inviato di Repubblica, Pietro Del Re, e una carabina col calcio tarlato e le canne arrugginite, così piccola da sembrare un giocattolo. Se è sopravvissuto allo sterminio, lo deve soltanto alla forza dei suoi 20 anni. 3 giorni fa, racconta Adi all'inviato di Repubblica, ero ancora sui monti di Sinjar, dove mi ero arrampicato assieme ai miei per sfuggire alla follia omicida degli islamisti. Ma quando siamo arrivati in cima ci siamo accorti che eravamo in trappola, come mosche in un vaso di colla. Gli islamisti avevano raggiunto i più lenti di noi e avevano cominciato ad ammazzare gli uomini e a stuprare le donne. Ho avuto paura. Ho ripreso la mia fuga, racconta Adi. Dopo una massacrante marcia forzata a più di 40 gradi e dopo aver attraversato quelle montagne, sono finalmente arrivato qui, racconta il ragazzo, indicando una catena di appennini spelacchiati e arsi dalla calura. Incontriamo Adi a Zako, cittadina del Kurdistan iracheno, a pochi chilometri dal confine turco, travolta negli ultimi giorni da migliaia di profughi che continuano ad arrivare da ogni parte, ingrossando le più grigie statistiche dell'offensiva islamica e occupando ogni angolo disponibile, ogni scuola, cantiere, praticello o scantinato, soprattutto creando una situazione che gli operatori umanitari, a cominciare da quelli dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, non sanno più come gestire. Poco importa che i profughi siano cristiani, sciiti, yazidi, perfino sunniti, perché qui sono tutti bisognosi di ogni cosa, avendo lasciato tutto dietro le loro spalle, pur di salvare la pelle, racconta l'inviato di Repubblica. Dopo la pubblicità proseguiamo con l'articolo che apre la prima pagina di Repubblica e la pagina 2 e la pagina 3 di Repubblica. Il resoconto dell'inviato ha contato anche con una persona che è fuggita, questo ventenne che, come tante altre migliaia, decine di migliaia di persone, ha dovuto lasciare la propria casa e le proprie terre sotto l'offensiva del Califfato Islamico. Da mercoledì 6 a domenica 18 agosto al piazzale Terra de Berghem vi aspettiamo alla grande festa di Pontida in via Convento. Tutte le sere potrete gustare le specialità della cucina
Torniamo allora al resoconto, al reportage di Pietro del Re per Repubblica dall'Iraq. Adi racconta di come gli sia cambiata la vita dal giorno in cui gli uomini neri hanno invaso la piana di Ninive e conquistato Mosul, prima di assediare e prendere Sinjar, la sua città. Adi racconta della violenza gratuita, degli omicidi, dei rapimenti di ragazze. Si infuria quando ripensa all'orrendo ricatto al quale sono sottoposti gli yazidi dagli islamisti: o vi convertite o vi sgozziamo. Ma quando gli diciamo dell'ultimo massacro compiuto dalle legioni di terroristi islamici sulla sua gente, ossia delle 500 persone sepolte vive, soprattutto donne e bambini, rivelato ieri al mondo dal ministro per i diritti umani iracheno, Adi china il capo e si scioglie in un pianto disperato. E io che sono scappato abbandonando la mia famiglia in montagna, ma l'ho fatto solo per obbedire a mio padre, il quale mi ha imposto di andare. Forse sarei dovuto restare con loro, singhiozza il ragazzo angosciato per le sorti della madre e delle sorelle. Evitiamo di ragguagliarlo, scrive Pietro del Re, sull'altra notizia diffusa ieri dal ministro di Baghdad, quando ha parlato di oltre 300 donne yazide ridotte in schiavitù dai combattenti dello Stato islamico. Per essersi macchiati di quest'ultimo crimine, gli jihadisti somigliano decisamente più a dei predoni che a dei soldati di Allah, scrive l'inviato, il quale evidentemente non ha su questo punto un'idea precisa. Del resto, lo stesso si può dire dei loro fratelli africani di Boko Haram, che lo scorso aprile hanno rapito 200 ragazze in un liceo nel nord della Nigeria per poi spartirsele tra le soldataglie accampate. Per arrivare a Zako, Adi ha prima dovuto attraversare il confine siriano per poi tornare nel territorio del Kurdistan iracheno, al riparo dagli jihadisti. Come lui, in questo deserto dove il vento è un fiato incandescente che disidrata, sono riuscite a fuggire almeno 20.000 persone, anche grazie a un corridoio aperto come via di fuga dai Peshmerga, i combattenti curdi. Ma in quel tratto infernale molti bimbi non ce l'hanno fatta a raggiungere la Siria e sono morti o di fatica o di disidratazione. Prima di poter accedere a una strada battuta, racconta Adi, ho dovuto camminare per 7 ore con pochissima acqua, praticamente senza cibo, che ho lasciato alla mia famiglia. Quando sono arrivato a Derek, ho finalmente potuto dissetarmi in un campo profughi, ma non mi sono fermato. Ho continuato a camminare, costeggiando l'Iraq jihadista fino al valico di Fesh Kabur. Le organizzazioni umanitarie concordano tutte nel riconoscere che tra i 200.000 profughi che in questi giorni patiscono nel nord dell'Iraq, la comunità degli yazidi è quella che è messa peggio, soprattutto la parte di essa ancora rimasta senza viveri sulle cime incandescenti dei monti di Sinjar. Quante sciagure per un popolo che dedica un culto arcaico agli angeli e che in 4.000 anni di storia non ha mai dichiarato guerra a nessuno, e proprio perché da sempre perseguitato dagli ottomani fino a Saddam Hussein, ha mantenuto nascoste le sue tradizioni e i suoi testi sacri, al punto da apparire misterioso agli occhi di altri popoli. Intanto, questa drammatica terra, dove giorno dopo giorno gli sfollati si fanno più numerosi, è anche un teatro di guerra. Ieri, grazie ai primi raid statunitensi contro le postazioni dello Stato islamico, del califfato, le forze dei Peshmerga curdi hanno riconquistato Makhmur, 30 km a sud di Erbil, che è la capitale della regione autonoma del Kurdistan. La caduta della città, avvenuta la settimana scorsa con le bandiere nere issate sugli edifici più imponenti, aveva fatto temere il peggio: la conquista di tutto il territorio da parte della valanga jihadista e la conseguente messa a repentaglio degli interessi petropolitici di molti paesi occidentali, in particolare degli Stati Uniti. I bombardamenti aerei americani sono proseguiti anche ieri. Il comando militare statunitense ha detto di aver colpito 5 obiettivi, inclusi 5 blindati e una postazione per mortai. Le forze aeree americane hanno continuato ad attaccare i terroristi dello Stato islamico in Iraq, conducendo diversi raid con aerei e droni per difendere le forze curde vicino a Erbil, dove si trovano personale e cittadini americani, ha detto il comando statunitense, che poi ha aggiunto che i velivoli americani sono tornati alla base senza danni. Quanto ad Ali, conclude Pietro del Re su Repubblica, adesso questo ventenne non sa più che fare, vorrebbe tornare indietro, ma è troppo stanco per riaffrontare la strada appena percorsa.
Tra le folle di profughi che intasano Zacco non ha ancora trovato lo spazio per poter allungare le gambe, né ha incontrato un parente o neanche solo uno yazida. E poi dice Ali: ho paura delle bombe che cadono dal cielo. Un mio cugino che viveva a Mosul, da dove era riuscito a fuggire per Sinjar, prima di dover scappare anche da lì, mi ha raccontato che la seconda città dell'Iraq è diventata il bersaglio di tutti, dei cannoni dello Stato islamico, degli aerei da combattimento dell'esercito regolare di Baghdad e dei caccia statunitensi. Ho paura che oggi ciò possa accadere un po' ovunque in questo maledetto paese, dice Adi, che poi prima di lasciarci ci confida il suo segreto. Lo sa dove mi piacerebbe andare, dove farò di tutto per arrivare? In Svizzera, dice Adi, yazida in fuga, come tanti altri. Sul quadro iracheno, poi il Corriere della Sera invece intervista un politologo e fondatore di Eurasia, il maggior centro americano di analisi dei rischi geopolitici internazionali, Jan Bremmer, il quale commenta l'iniziativa di Obama. Lo credo bene che, rotti gli indugi iniziati i bombardamenti, Obama abbia detto che il nuovo impegno militare americano in Iraq, limitato come scopo, non sarà limitato nella durata. L'autoproclamato califfo non è un problema interno dell'Iraq o della Siria, è un'entità che minaccia la stabilità di tutto il Medio Oriente, dice il politologo statunitense Jan Bremmer oggi al Corriere della Sera. Con le armi e il denaro che ha ricevuto, in particolare da Qatar e Arabia Saudita, e con il massiccio reclutamento delle ultime settimane, anche tra i gruppi africani e dello Yemen vicini ad Al-Qaeda, l'ISIS, il califfato, è diventato l'organizzazione terrorista più potente nella storia dell'umanità. Il problema è che siamo in un mondo G0, dice il politologo statunitense Jan Bremmer, vale a dire non comanda più nessuno. Quello che è accaduto prima in Siria, poi in Iraq, è conseguenza di questo mondo G0, nel quale non c'è più un direttorio internazionale G2, G7 o G20 che sia, né una leadership americana. Il ritiro statunitense da Baghdad ha lasciato aperto un varco, ma sono stati soprattutto la durezza scriteriata di Assad a Damasco e gli errori madornali di al-Maliki, con la sua politica settaria in Iraq, a spalancare le porte alla falange del terrore, dietro la quale si sono allineati i sunniti in rivolta contro il regime sciita di Baghdad. Quanto è grave la minaccia di un attacco terroristico dell'ISIS, del califfato, negli Stati Uniti e in Europa? Nel mirino ci sono soprattutto gli Stati Uniti, dice Jan Bremmer, ma a differenza di Al-Qaeda, che aveva ambizioni planetarie, ISIS è più legato allo scacchiere medio orientale. Sono possibili attacchi a sedi diplomatiche e interessi americani nel mondo arabo e nell'Asia centrale. Ma se devo citare l'elemento più spaventoso del loro potenziale terrorista, penso alla diga sul Tigri, la più grande dell'Iraq. La sua conquista da parte dei ribelli del califfato è stato uno shock per tutti. Se la facessero saltare, i terroristi seppellirebbero Mosul sotto metri d'acqua. Probabilmente non lo faranno, ma adesso dispongono di un deterrente micidiale e comunque possono lasciare senza acqua l'intera provincia di Ninive. Più che dall'emergenza umanitaria, gli americani sembrano mossi dal desiderio di evitare che anche il Kurdistan cada nelle mani del califfato. L'offensiva dell'ISIS e l'intervento degli Stati Uniti segnano la fine delle speranze dei curdi di dar vita a uno Stato indipendente, dice Bremmer. Approfittando della debolezza di Baghdad, i curdi avevano esteso del 40% l'area sotto loro controllo rispetto alla situazione iniziale. Non si aspettavano la reazione del califfato, che invece c'è stata. Hanno dovuto chiedere aiuto agli americani, che sono andati e che, come è noto, sono contrari all'indipendenza del Kurdistan. Mi aspetto un conflitto limitato, dice ancora Bremmer. Obama vuole bloccare l'avanzata dell'ISIS, ma non distruggerlo, e vuole cacciare da Baghdad al-Maliki, che invece è ancora appoggiato dagli alleati russi e iraniani. Se non si fosse mosso il Pentagono, c'era il rischio che ad offrire una copertura aerea al regime sciita fossero Mosca o Teheran. Comunque non credo che il califfato voglia espandere il controllo del suo territorio a sud, verso Bassora o Baghdad. Vogliono rafforzarsi nelle zone sunnite, prendere il controllo totale delle risorse. Magari lanceranno attacchi terroristici contro strutture petrolifere controllate da sciiti e curdi, ma non ci scommetterei. Per ora non vedo grande distruzione della capacità di estrazione e distribuzione del greggio, salvo la chiusura di un oleodotto che va
verso la Turchia. Però colpisce questa frase del politologo americano: Obama vuole bloccare l'avanzata del califfato, ma non distruggerlo. Quanto alla Siria, la Siria è a pezzi ma ha ancora un'organizzazione centrale funzionante, conclude Bremer. L'Iraq non esiste più come Stato unitario. Può restarlo nelle mappe, ma solo lì. I confini non esistono più. Ci sono solo territori e popolazioni leali a questo o a quel leader. Non credo che salteranno molti altri confini, però. Fosse andata avanti la primavera araba, forse sarebbe successo. Ma è arrivata la reazione, si sono insediati governi più autoritari di quelli che c'erano in origine, come in Egitto, e qui i confini non sono di certo in discussione. La Giordania è sotto pressione, ma lì ci sono gli americani decisi a difendere il paese. Il Libano, come sempre, è un punto interrogativo. Così la vede il politologo statunitense, che comunque fornisce qualche elemento di valutazione anche della politica americana in questo senso. Mentre oggi il Foglio ripubblica un articolo del Sole 24 Ore di martedì 5 agosto scorso, a firma di Alberto Negri, sul califfato che ha tutti i colori dell'oro, dal blu l'acqua al nero, il petrolio. Prima il petrolio, ora l'acqua. Per sbaragliare il nemico, il califfato islamico avanza strangolando intere popolazioni. Il mondo occidentale guarda quasi indifferente all'inarrestabile crollo dell'Iraq e del vecchio Medio Oriente, che si sgretolano sulla mappa assieme alla Siria e alla Libia delle 1200 milizie, dove in Cirenaica è stato proclamato l'Emirato di Bengasi. Da Aleppo in Siria fino a Fallujah alle porte di Baghdad e a Tikrit al confine con il Kurdistan si estende l'avanzata dei miliziani sunniti del califfato dello Stato islamico, che hanno conquistato l'irachena Sinjar al confine con la Siria, oltre a Zumar e alla diga a sud di Mosul, caduta con il ritiro degli ultimi curdi e la cacciata di cristiani e yazidi. La conquista della diga potrebbe rappresentare una vittoria determinante per mettere sotto scacco anche l'Iraq sciita, oltre a quello curdo. Il Medio Oriente non è solo gas e petrolio. Per bere e mangiare occorre disporre di fiumi, dighe, canali, centrali elettriche. Il califfato islamico ha esteso il controllo su ampi tratti del fiume Tigri e dell'Eufrate, i due grandi fiumi che scorrono dalla Turchia al Golfo. L'Iraq e la Siria dipendono da questo bacino per l'acqua, l'agricoltura e l'industria. L'acqua sta diventando un obiettivo strategico importante quanto il petrolio, che peraltro in Siria è già nelle mani del califfato, del califfo Abu Bakr al-Baghdadi, che lo esporta in Iraq con entrate stimate in $1 milione al giorno. A questo bottino il califfato islamico ha aggiunto i giacimenti di Zumar nel Kurdistan iracheno, vicino all'oleodotto che trasporta il petrolio al terminale di Cheyhan in Turchia. In questa guerra mondiale del Medio Oriente, ha scritto l'altra settimana sul Sole 24 Ore Alberto Negri, Repubblica, oggi il Foglio di Giuliano Ferrara, in questa guerra mondiale del Medio Oriente le azioni militari sono accompagnate da forme di terrorismo che devastano le popolazioni civili. Milioni di rifugiati e di profughi abbandonano le case e vagano a cavallo delle frontiere. Il califfato islamico ha occupato la diga sull'Eufrate vicino a Fallujah, lasciando senza acqua milioni di persone a Kerbala, Najaf e Nassiriya, mentre sono stati inondati 300 chilometri intorno ad Abu Ghraib. Per sbaragliare il nemico si strangolano intere popolazioni, come in un nuovo medioevo. L'avanzata del califfato, originato da un'ala di Al-Qaeda, è il simbolo di un fallimento strategico colossale della politica americana, con la colpevole compartecipazione di Turchia, Qatar e Arabia Saudita, perché Turchia, Qatar e Arabia Saudita sono gli sponsor, o lo sono stati, e continuano ad esserlo, del califfo, del califfato, del progetto. Il progetto era stato anticipato nel luglio del 2012 con il primo messaggio di Abu Bakr al-Baghdadi e poi il 29 giugno scorso è venuto l'annuncio della creazione di un califfato fra Siria e Iraq, dalla provincia settentrionale di Aleppo fino a quella orientale di Diyala, vicino all'Iran. I confini coinvolti sono quelli della Siria con la Turchia fino alla provincia irachena occidentale di Al-Anbar. Con la conquista di Mosul, il territorio occupato dal califfato ha raggiunto il nord dell'Iraq e il Kurdistan, a stretto contatto con la frontiera turca e la NATO, l'Alleanza Atlantica.
oltre 100.000 chilometri quadrati, con pozzi di petrolio, fiumi, dighe, una popolazione di alcuni milioni di persone, alle quali è stata imposta una delle versioni più dure della legge islamica, compresa l'infibulazione degli organi genitali per le donne e la persecuzione sistematica di ogni minoranza. C'è da chiedersi, scriveva Alberto Negri, quale disastro sarebbe accaduto, ma non ci vuol troppo a immaginarlo, se gli Stati Uniti, dopo la Libia di Gheddafi, avessero bombardato l'estate scorsa anche la Siria di Assad. Nel 2003 l'America di George Bush Jr. voleva esportare la democrazia in Iraq e rifare la mappa del Medio Oriente. Ora, dopo il ritiro nel 2011, è caduto ogni simulacro di questo progetto, che si è inabissato insieme allo Stato iracheno, e i miliziani sunniti del califfato cavalcano come uno sciame nero su questi rovinosi piani geopolitici, promettendo agli arabi di restaurare il primo califfato islamico degli Omayyadi del VII secolo. L'epitafio sulle ambizioni statunitensi lo scrisse qualche anno fa lo storico Tony Judd. Credo che nei decenni a venire, scrisse Judd, guarderemo alla mezza generazione tra la caduta del comunismo nell'89 e la catastrofica occupazione americana dell'Iraq come gli anni che la locusta ha mangiato, un decennio e mezzo di opportunità sprecate e di incompetenza politica. Così Alberto Negri lo scorso martedì 5 agosto sul Sole 24 Ore, mentre Repubblica oggi dà conto di una minaccia che il califfato ha rivolto in questo caso agli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento è New York, il che non deve mettere tranquilli tutti coloro che stanno negli altri paesi occidentali, naturalmente Italia compresa. Stanno reclutando centinaia di miliziani in ogni parte del mondo. Prossimo appuntamento a New York, incitano su Twitter i sostenitori dello Stato islamico, il califfato bersagliato in Iraq dagli F-16 americani per fermare i genocidi. Il tweet è parte di decine di migliaia di messaggi che sono comparsi ieri sotto l'hashtag A Message from Easy to US, cioè un messaggio dallo Stato islamico agli Stati Uniti, con immagini di Manhattan in fiamme e l'autografo di Abu Bakr al-Baghdadi, l'autoproclamato califfo dello Stato islamico. Un tale personalizza: giuriamo davanti a Dio che entreremo nella Casa Bianca e vivremo nelle vostre città. E sotto un altro profilo, per rivoluzione sunnita, un altro twitta a nome di una presunta rete del califfato già insediata negli Stati Uniti: siamo nel vostro Stato, siamo nelle vostre città, siamo nelle vostre strade, siete il nostro bersaglio ovunque. Si rincorrono minacce di attentati sull'esempio dell'11 settembre 2001. Il rischio è reale, secondo l'intelligence americana, colta impreparata dalla rapida avanzata del califfato islamico per esplicita ammissione dello stesso presidente Obama, malgrado i ripetuti moniti del capo dell'intelligence nazionale Clapper, il quale già in gennaio avvisava che il gruppo di al-Baghdadi aveva ambizioni di attaccare il territorio americano. Gran parte dei combattenti del califfato provengono da paesi diversi da Iraq e Siria, un centinaio dagli Stati Uniti, oltre 1.000 da paesi dell'Unione Europea. I recenti successi degli estremisti, il potente arsenale e le casse rimpinguate di denaro hanno guadagnato allo Stato islamico, al califfato, nuove reclute, perfino dal rivale Al-Qaeda, eclissato dal richiamo del califfato. Come dice un agente americano al Washington Post, il flusso è destinato ad aumentare e gli estremisti potrebbero presto vedersi in diretto conflitto con gli Stati Uniti. È proprio l'assenza di informazioni precise sulle reclute occidentali, sulla loro identità, sui loro spostamenti, a complicare l'opera dell'intelligence statunitense. Un esempio per tutti: un americano ribattezzatosi Abu Shalah è rientrato inosservato negli Stati Uniti per mesi prima di compiere un attentato suicida nelle terre controllate dal califfato. Abu Shalah ha scelto di farlo in Siria anziché in America, dice un agente statunitense. Ma cosa faranno le altre decine di americani addestrati in Siria e in Iraq? Come prima misura di cautela, il Dipartimento di Stato americano ieri ha evacuato parte del personale statunitense dal consolato di Erbil e dall'ambasciata di Baghdad.
In giugno era successo il contrario, i diplomatici erano stati evacuati da Baghdad verso Erbil, ritenendo la capitale curda più sicura. Come ha riconosciuto Obama, l'intelligence resta un passo indietro rispetto agli estremisti. E infine la Francia vuole armare i curdi, ma l'Unione Europea è indecisa. A darne conto in questo caso è Giuliana De Vivo su Il Giornale. Membra disarticolate di un corpo che dovrebbe essere unico, ma che manca sempre di un cervello centrale. Questa è l'immagine dell'Unione Europea, anche stavolta di fronte alla gravissima situazione in Iraq. Il ministro degli esteri francese Laurent Fabius è arrivato ieri pomeriggio a Erbil per un faccia a faccia col governatore della regione autonoma del Kurdistan, Massoud Barzani, e per coordinare gli aiuti francesi ai profughi della regione del Sinjar. La Francia conferma che non intende intervenire militarmente in Iraq, ma in accordo con i partner dell'Unione Europea cercherà di trovare il modo per fornire armi ai peshmerga curdi. All'indomani dell'avvio dei raid americani, il presidente francese Hollande si era dichiarato pronto a collaborare nello sforzo umanitario per la popolazione. Lo stesso aveva detto il premier inglese Cameron. In Gran Bretagna, il ministro della difesa Fallon aveva convocato una riunione del comitato di emergenza. Poi sabato era arrivata anche la dichiarazione di sostegno all'operazione americana da parte del ministro degli esteri tedesco Steinmeier, tutti concordi sulla necessità di evitare i genocidi, andrebbe precisato, ma nessuna voce comune. Ciascun paese ha la propria linea, che, come è ovvio, tiene conto delle posizioni altrui, ma non si può definire comune a quella degli altri. L'Europa si è espressa ieri per bocca del quasi ex alto rappresentante della politica estera, Catherine Ashton, ma non c'è stato ancora un vertice unico dei ministri degli esteri dei 28 membri dell'Unione Europea, auspicato in modo esplicito dalla titolare del Ministero degli Esteri italiano, Mogherini. Cioè proprio da colei che da settimane è in pole position per sostituire Ashton come ministro degli esteri della prossima commissione Juncker. Dovrebbero essere non i livelli diplomatici, ma i ministri degli esteri dell'Unione Europea a prendersi le responsabilità politiche, ha detto Mogherini. Osservazioni che aggiungono evidenza a un copione già visto, conclude il giornale, quello di un'Europa fatta di meccanismi spesso lenti e poco efficaci. Infine la Stampa oggi fa 2 pagine con alcuni servizi anche di Maurizio Molinari sulle guerre e gli scenari di guerra in giro per il mondo, dall'Africa all'Ucraina, all'Afghanistan, alla Somalia. La situazione della Libia innanzitutto, dopo la fantastica guerra voluta dall'Occidente, la situazione della Libia che è un caos totale, di Hamas e Israele si occupa Maurizio Molinari, ma poi ci sono Nigeria e Somalia, altre terre fuori controllo completamente, insieme al Mali, cioè i santuari della rete di Al-Qaeda, e che sono diventati poi i serbatoi anche per i movimenti come il Califfato d'Iraq. I gruppi terroristici presenti in Nigeria, Somalia e Mali si richiamano al movimento fondato da Bin Laden, così i Boko Haram nigeriani, gli Al-Shabaab somali e Al-Qaeda nel Maghreb, che hanno conquistato la ribalta negli ultimi anni. La guerra contro queste entità viene portata avanti in maniera molto diversa. Se in Mali i francesi, dopo aver fatto una guerra agli inizi del 2013, sono tornati a bombardare proprio ieri, in Nigeria la controffensiva di Boko Haram, la controffensiva contro il movimento islamista di Boko Haram è assai lacunosa. Gli uomini di Shekau, Boko Haram, controllano e spadroneggiano in molte aree del nord e del nord-ovest, fanno razzie nel vicino Camerun e seguono alla lettera i dettami del califfo al-Baghdadi, in quanto a ferocia e odio religioso. Hanno catturato centinaia di studentesse, le hanno ridotte in schiavitù, trasformate in mogli, tra molte virgolette, mettono a ferro e fuoco chiese e ovunque dominano impongono la Sharia, governo centrale nigeriano impotente, comunità internazionale assente, un'altra guerra che sembra lontana. Anche in Afghanistan la situazione è tutt'altro che buona, e in Egitto c'è la restaurazione, viene da dire per fortuna, dei generali. Questi gli scenari di guerra che la Stampa esamina, oltre a quello ucraino, da Maidan all'assedio di Donetsk, così fra le macerie dell'Ucraina dell'Est, Stati Uniti e Russia rivivono
la guerra fredda. Così sulla stampa, i focolai di guerra, di crisi e di tragedie in giro per il mondo. 2 pagine dedicate alle zone più calde del pianeta. Ascoltato l'Etude Tableau, opera 33, numero 1 di Rachmaninov per l'interpretazione di Vladimir Ashkenazi al pianoforte. Dall'Iraq alla Turchia, ieri come sapete si è votato, eletto presidente al primo turno Erdogan, che racconta Marta Ottaviani oggi sulla stampa, ha vinto, vittoria annunciata, ma non è stato un plebiscito. Erdogan è stato eletto presidente della Repubblica, il 12° turca, al primo turno, come previsto, ma senza la maggioranza che molti avevano previsto invece alla vigilia del voto. Anzi, il primo ministro islamico moderato, come è stato definito, si è fermato al 51,8% delle preferenze. Il risultato avrebbe potuto essere ancora più basso. Stando al quotidiano Radical, ha votato infatti appena il 74,3% della popolazione avente diritto, una delle percentuali più basse della storia turca, e quelli che non si sono presentati ai seggi sono soprattutto le fette di elettorato laico che avevano dato la vittoria del premier troppo per scontata. Il candidato dell'opposizione laico-nazionalista Ishanoglu ha preso il 38,6%, il candidato curdo Demirtas è arrivato a un sorprendente 9,6%. Erdogan si è comportato come se fosse un trionfo, racconta l'inviata della Stampa di Torino. Quando è uscito dalla sua casa si è fermato a parlare con centinaia di persone che lo aspettavano e qui ha fatto la prima grande sorpresa della sua presidenza, che la dice lunga su quello che aspetta la Turchia nei prossimi 5 anni. Il neoeletto capo dello Stato, anziché recarsi subito ad Ankara, prima è andato a pregare nella moschea santa di Eyüp, il quarto luogo più sacro dell'Islam. Tra l'altro Turchia, ripetiamo, Qatar e Arabia Saudita hanno foraggiato e sostenuto quelli là del califfato islamico di cui parlavamo prima, lo sceicco al-Baghdadi, o califfo che dir si voglia. La festa è andata avanti fino a tarda notte, la festa di Erdogan, rigorosamente senza alcol, ovviamente, anche perché nel giorno delle elezioni ne è vietata la vendita.
Tuttavia, il giorno del suo trionfo ha segnato anche l'inizio più duro della sua vita politica, secondo Marta Ottaviani sulla Stampa. Il Premier ora gode di un potere sconfinato, soprattutto quando passerà la riforma costituzionale in senso presidenziale. Dal punto di vista interno lo attende però una difficile trattativa coi curdi e un'economia fiorente per anni che inizia a dare segni di cedimento. C'è poi la situazione in Medio Oriente, dove la Turchia vorrebbe giocare un ruolo di grande mediatore e invece si deve accontentare del secondo piano. Tutti i problemi che non hanno trovato posto nella festa di ieri e ai quali probabilmente, scrive ancora l'inviata della Stampa, non si penserà nemmeno oggi. Il neopresidente ha già pronta una lista di 440 consulenti e un consiglio di 10-15 saggi che lo aiuteranno nel suo lavoro. C'è poi il nodo di chi farà adesso il capo del governo. I nomi sono diversi, il successore verrà scelto da Erdogan e farà quello che dice lui. Dopodiché Marta Ottaviani fa un bilancio, diciamo così, dell'attività di Erdogan fino ad oggi, partendo dal gennaio del 2007, quando Erdogan, leader dell'HP, il partito islamico, guida il governo. Viene definito, gli viene appiccicata addosso l'etichetta di islamico moderato. Se la Turchia sperimenta a partire dal 2007 un quinquennio felice, con un benessere diffuso che cresce, città, anche quelle dell'Anatolia più arretrata, che cambiano faccia, investimenti massicci in infrastrutture, dietro le quinte dello splendore si allungano le ombre, scrive Marta Ottaviani sulla Stampa, lotte con i militari, stretta sui costumi, in senso islamico, battibecchi con l'Europa con cui i negoziati di adesione vanno a rilento, smanie di grandezza, sogni da potenza regionale, scontri aperti con Israele e virate verso quella che i critici definiscono la deriva islamista, oltre a bandi e chiusure temporanee di Twitter e di YouTube. Già nel luglio del 2007 le cose però cambiano. Il partito di Erdogan stravince le elezioni, 46,6%, e gli analisti incolpano della vittoria proprio i militari che nell'aprile precedente avevano pubblicato un comunicato stampa minacciando il golpe. Il popolo turco è stanco del vecchio corso, si fida di Erdogan. In agosto Abdullah Gül, ministro degli esteri, compagno di partito del Premier, diventa capo di Stato, rompendo il bilanciamento del potere fra laici e islamici. È da lì che è un crescendo che porta alla madre di tutte le battaglie, quella per il velo islamico. Nel febbraio del 2008 Erdogan inizia una battaglia in Parlamento per liberalizzare il velo islamico nelle università, il che era vietato da una sentenza della Corte Costituzionale. Vincerà la battaglia nell'ottobre 2013. Doppio risultato: il velo liberalizzato in tutti i luoghi pubblici insieme alla barba islamica. Soltanto la magistratura tenta di bloccare la marcia di Erdogan verso il potere assoluto. La Cassazione turca chiede la chiusura del partito di Erdogan, l'HP, per attività antilaiche, ma la Corte Costituzionale, con un solo voto di scarto, si oppone perché vorrebbe dire andare contro la maggioranza degli elettori. Scampata la chiusura, Erdogan si riorganizza. Fra il 2009 e il 2012 migliaia di persone sono processate per terrorismo, tentato colpo di Stato, propaganda filocurda. Dietro le sbarre militari, giudici, giornalisti, imprenditori, attivisti politici. I procedimenti dividono il paese. Chi crede che sia una svolta per la Turchia, chi pensa che siano modi per eliminare gli oppositori. Sistemati gli oppositori, forte di un'economia che continua a crescere, Erdogan guarda fuori dai confini nazionali, nomina il suo fedelissimo Davutoglu ministro degli esteri, noto per le teorie del neo-ottomanesimo e il motto "nessun problema coi vicini". Le pretese eccessive di ambire al ruolo di giocatore, player regionale, la frattura con Israele, la gestione fallimentare della crisi siriana producono l'effetto opposto. Per consolidare il proprio potere, il Premier ha bisogno di ridimensionare quello dei militari e della magistratura, che rappresentano i custodi dello Stato laico turco e che possono essere ancora potenzialmente pericolosi. Erdogan ci riesce il 12 settembre 2010 con il referendum costituzionale. Il sì conquista il 58%. Questo e il voto politico del 2011 consacrano Erdogan vero e proprio sultano della Turchia moderna, ma segnano anche l'inizio del periodo sempre più autoritario.
La prova che qualcosa sta cambiando arriva col pacchetto di legge che proibisce la vendita di alcol per strada dalle 22 alle 6 del mattino dopo e la sua semplice pubblicizzazione. Il provvedimento viene male accolto dall'opinione pubblica, anche perché giunge dopo la riforma dell'istruzione che agevola le scuole religiose e la crociata del Premier contro l'aborto. Il malcontento esplode con la rivolta di Gezi Park, nata come protesta ambientalista, si trasforma in un movimento di massa contro l'autoritarismo del Premier, che accusa media e governi internazionali di aver organizzato un complotto antiturco. Scendono in piazza milioni di persone in tutto il paese, 8 morti, 53 giornalisti che perdono il posto di lavoro, e poi il 2013 che si conferma l'annus horribilis di Erdogan, conclude Marta Ottaviani sulla Stampa. Il figlio del premier e molti ministri sono travolti da un maxi scandalo di corruzione, il governo traballa, Erdogan è costretto al rimpasto, seguono scandali sulla sua vita privata e sulla gestione della crisi siriana. La colpa ricade su Fethullah Gulen, filosofo islamico autoesiliatosi negli Stati Uniti. È l'inizio di una guerra fra le due ali della destra islamica che si conclude con la vittoria di Erdogan alle amministrative di marzo. Da ieri la Turchia entra in una nuova era, ma il sultano è sempre Erdogan. In un'intervista a Repubblica parla anche Sinan Ulgen, ex diplomatico, direttore del pensatoio, il think tank EDAM, il quale dice: con la vittoria di ieri di Erdogan il paese sarà sempre più religioso e intollerante, adesso lui è il numero uno, senza rivali. La risposta su come cambierà la Turchia con Erdogan sultano, sostanzialmente, dipende dalle elezioni generali dell'anno prossimo, dice Ulgen, perché si vedrà se Erdogan sarà in grado di trasformare il paese in repubblica presidenziale. Il risultato di ieri era scontato, ma il voto del prossimo anno sarà cruciale. L'Europa teme che la Turchia diventi più islamica e intollerante. Certamente fa parte dell'agenda di Erdogan, un paese più conservatore, più religioso, più attento a temi come quello delle scuole per gli imam. Quanto all'opposizione di destra e di sinistra, questi partiti non hanno avuto un'azione efficace, dice ancora l'ex diplomatico turco, oggi direttore di questo centro di pensiero, Edam Ulgen, si chiama Sinan Ulgen. I partiti di destra e di sinistra, le opposizioni, insomma, Erdogan non hanno avuto un'azione efficace e non hanno saputo cogliere le difficoltà in cui è incappata la compagine di Erdogan lo scorso anno, dopo la rivolta di Gezi Park e le accuse di corruzione al governo. Il prossimo premier al posto del leader sarà un fedelissimo sicuramente di Erdogan, un premier malleabile, come il vice premier Ali Zain, il ministro degli esteri Davutoglu o l'ex ministro Yildirim. E infine dal Corriere della Sera c'è l'intervista invece a Belgin Alkatan, giornalista, dalle colonne del quotidiano turco Hurriyet. Fustiga il maschilismo a tutti i livelli della società turca, scrive il Corriere della Sera. Ebbene, per l'opinionista la vittoria di Erdogan per le donne sarà un passo indietro. Nasce la Erdogan Republic, o sultanato di Erdogan, per così dire. Sarebbe meglio che non nascesse, dice Belgin Alkatan in questa breve intervista di oggi al Corriere della Sera. La giornalista se l'è appena presa nella sua rubrica sul quotidiano Hurriyet con un giudice che ha condannato una divorzianda tradita e malmenata a risarcire con 2.500 euro, 7.000 lire turche, il marito insoddisfatto delle sue doti di casalinga. Meglio andarsene subito in Scandinavia, conclude amara la giornalista. Donne che ridono a crepapelle a dispetto dei richiami del vice premier, giornaliste che non stanno al loro posto come vorrebbe il presidente Erdogan. Qualcosa sta cambiando, certamente, dice la giornalista Belgin Alkatan. Qualcosa stava cambiando nella società turca da 90 anni, finché questo governo non è andato al potere e ha cominciato a riportare le cose indietro. La novità non è il cambiamento, ma il tentativo di fermarlo. Come l'acqua, anche il mondo e la società turca seguono il loro corso. Si cambierà. Una repubblica presidenziale no, ma una repubblica Erdogan sicuramente ce l'avremo, anche se solo temporaneamente. Ci rimetteremo in piedi sperando che Erdogan non stia lì
per sempre. Nel futuro ci sarà una presidente donna, un giorno una donna al Palazzo del Potere, abbiamo donne in politica, donne ministro, anche se non eccellenti. Comunque per noi donne sarà un passo indietro, la stravittoria di Erdogan. E chiudiamo con questo anche il capitolo relativo alla Turchia. Opera 33 numero 2, sempre di Rachmaninov e sempre per l'interpretazione di Vladimir Ashkenazy. E intanto nella giornata in cui, ne dà conto l'ANSA in prima pagina, l'abbiamo letto prima, 1700 immigrati sono arrivati in nave a Reggio Calabria, la nave è quella italiana che è andata a recuperarli. Il giornale dedica il primo piano, il giornale di oggi, il suo reportage con Paola Fucilieri, proprio su questa questione, l'emergenza immigrazione. Come dire, di spalla c'è l'articolo di commento di Magdi Allam che abbiamo letto stamani in rassegna stampa. Da Catania a Chiasso via Milano il mercato degli scafisti di terra, perché subentra quest'altra specialità, diciamo così, una volta sbarcate le persone, quelle di accompagnarle per terra, sempre naturalmente dietro pagamento. Arrivano dalla Sicilia sui pullman di linea, a Milano il reportage, un connazionale li scorta sulla metropolitana fino in stazione centrale, da qui auto private li portano in Svizzera al costo di 450 euro. Gli eritrei e i siriani conoscono ogni angolo di Porta Venezia a Milano ancor prima di arrivarci. Senza averla mai vista sanno muoversi, esperti, tra i palazzi di via Lazzaretto, via Panfilo Castaldi, via Lazzaro Palazzi, piazza Oberdan, via Vittorio Veneto, il bar Asmara e il Ferramenta. È la porta per la libertà, l'ultima frontiera verso Germania, Olanda, per i più fortunati la Scandinavia. Sanno che sarà dura e il denaro farà la differenza. A raggiungere la Libia e imbarcarsi per la Sicilia, per gli eritrei significa raccogliere soldi tra tutti i parenti sparsi per il mondo per intraprendere un viaggio che passa per il Sudan e a piedi può durare anche 2 anni, col pericolo di finire tra le grinfie delle milizie di quel che è stato fino a poco tempo fa il paese di Gheddafi. I siriani, più benestanti, si muovono su voli di linea diretti per ordine del governo solo in Libia e alloggiano in alberghi o case private.
Una volta sulle coste del Mediterraneo, però tutti gli eritrei che parlano solo la loro lingua, i siriani conoscitori dell'inglese, prenderanno lo stesso barcone, una scommessa verso un'incognita lunga e tortuosa, con un futuro incerto, scrive il giornale. La verità poi c'è l'operazione Mare Nostrum, che però garantisce più certezze, diciamo così. In Italia i controlli non ci sono e lo sanno tutti. I profughi si servono dell'Italia a loro uso e consumo, come una lunga autostrada più o meno costosa e accidentata che li porti verso il nord Europa. Quando qualcuno li chiamerà per discutere l'istanza di asilante che avevano compilato all'arrivo in Sicilia, prima di entrare nel centro catanese di prima accoglienza di Mineo, saranno già molto lontani. È proprio qui in Italia che spenderanno la maggior parte dei loro quattrini, scrive il giornale. Ogni passaggio, ogni richiesta e indicazione ha il suo costo. Non importa se le organizzazioni che li trasporteranno a bordo di furgoni o monovolume sono a base etnica, cioè costituite solo da loro connazionali. Il bisogno, la necessità, il miraggio di guadagni azzera qualsiasi solidarietà. Usciti dal centro di Mineo, Catania, raggiungono con taxi abusivi l'autostazione di Catania. Lì, dal lunedì al sabato alle 18:30, al costo di 80 euro a biglietto, parte un autobus di linea, in agosto sono 2, con il quale, dopo fermata a Bologna e circa 20 ore di viaggio, raggiungono Lampugnano, Milano. Ognuna di queste corriere ha 56 posti, sono sempre piene, quindi di questi tempi ogni giorno trasportiamo almeno un centinaio di profughi a Milano. A Bologna ne scenderanno al massimo 5 o 6, gli altri tutti a Milano vogliono arrivare, perché per il viaggio da Catania a Milano sono loro i principali clienti, dice Giovanni, 40 anni, da 12 anni conducente per la Segesta. A molti viene detto che l'autobus li porterà direttamente in stazione centrale. Sono delusi quando arrivano a destinazione qui, ma poi sanno come muoversi. Questo ve lo garantisco, dice l'autista. Vedere per credere, scrive il giornale. Venerdì abbiamo seguito 2 giovani fratelli eritrei, ragazzini che sembrano avere non più di 16 anni, prelevati sulla banchina all'arrivo della corriera da Catania da un loro connazionale. Lo seguono in metropolitana a Lampugnano, è lui che fa il biglietto per il metro, quindi li conduce in stazione centrale. Una volta lì, altri 10 euro, 10 glieli hanno dati per il biglietto in metro, che costa 1,5, una volta lì altri 10 euro perché l'amico faccia loro il biglietto e li conduca fino al binario per farli salire sul treno. Partiranno alle 16:25 per Zurigo. Per questo tipo di operazione il connazionale prenderà alla fine 50-60 euro. I ragazzi rischiano di essere fermati alla frontiera svizzera. Il giro di denaro che conta, il traffico vero che garantisce quasi sempre di giungere a destinazione senza intoppi, però riguarda ben altre cifre. Un informatore interno alla comunità eritrea racconta alla giornalista del giornale, uno che odia questo genere di sfruttamento in situazioni di emergenza, scrive il giornale, racconta: una volta a Milano gli eritrei in particolare hanno 2 possibilità. Con 450 euro a persona possono raggiungere la Svizzera a bordo di auto. Una volta al confine, per esempio a Chiasso, il profugo viene lasciato andare a piedi. I valichi sul lato italiano sono ormai incontrollati e può anche rischiare di non imbattersi nel durissimo corpo svizzero delle guardie di confine. A quel punto, finché non viene scoperto, può cercare di sparire nell'anonimato, nella clandestinità. Ci vogliono dai 650 agli 800 euro a testa invece per arrivare in Germania, stipati in furgoni che prendono l'autostrada del Brennero e raggiungono tranquillamente Rosenheim in Baviera o Francoforte sul Meno. Chi, come molti siriani, viene invece imbarcato sui voli per il nord Europa, che magari fanno scalo prima a Madrid o a Barcellona con compagnie modeste per non dare nell'occhio, viene fornito anche di documenti falsi, con l'obbligo, da parte dell'organizzazione che prepara il viaggio nei suoi dettagli, di distruggerli durante il volo in qualche modo. E non crediate che l'organizzazione in questo caso si nasconda chissà dove. La sera aspettano i profughi su auto all'esterno dei centri di accoglienza del comune, dove qualcuno, infiltratosi in un modo o nell'altro, ha già fornito ai fortunati i documenti. In questi casi si possono pagare anche 1.000-1.200 euro a testa. Gli autisti passeur, detti anche scafisti di terra, sono quelli che rischiano di più. Per il reato di favoreggiamento all'ingresso di un clandestino in un paese straniero, la legge italiana prevede anche fino a 15 anni di carcere. A Malpensa su questo fronte si lavora parecchio. In un anno
La polizia dell'aria, la Polaria di Varese, preavvertita al momento del check-in dalle compagnie aeree su qualche stranezza nei documenti presentati dal passeggero, ha impedito a circa 1 migliaio di profughi di imbarcarsi per l'estero. Ma questa, come il grande lavoro del corpo delle guardie di confine svizzere, è tutta un'altra storia, scrive il Giornale in seconda pagina stamani. Di questa mattina, a proposito di immigrazione, sono 2053 i migranti soccorsi nel fine settimana dalle navi della Marina Militare impegnate nell'operazione Mare Nostrum, e un'altra nave con 1700 persone è arrivata in porto a Reggio Calabria con un centinaio di bambini, anche dice l'ANSA, tra i 1700 immigrati che sono arrivati a Reggio, sempre soccorsi nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Con ciò ci salutiamo, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.